Vi presento gli ospiti di questa puntata, qui in studio Giorgio Tronca di Prima il Veneto. Buonasera Tronca. Buonasera a tutti, ciao, grazie per l'invito. Allora, Giorgio Tronca, Prima il Veneto. Allora, sempre discorsi molto interessanti, si affronta sempre argomenti anche vari, nel senso si parla da un momento all'altro di una o dell'altra roba. La cosa che si vede, che si nota, è cosa? Che è un grande teatro, è tutto un grande teatro, nel senso ogni argomento che noi altri cerchiamo di analizzare non fa altro che dimostrare cosa? Che non c'è organizzazione, non c'è né politica, non c'è nessuna organizzazione. Come parlare di guerra, no? Beh, se parla di... Beh, la guerra è una cosa che mi fa molta paura e rabbia. Rabbia perché la deve essere l'ultima roba a quale dovremmo pensare. Con tutti i problemi che abbiamo, deve essere l'ultima roba, una pace giusta, che dopo non so cosa vuol dire pace giusta. Che sia una pace sbagliata, direttore? Che sia una pace giusta e una sbagliata? Oppure che sia temporanea o duratura? Mi conosco la pace e mi sono per la pace. La pace sono disposto a fare di tutto per arrivare alla pace, punto. Come ha ben evidenziato il dottore, che c'è la parte economica alle spalle. Allora mi voglio la pace e compro le armi. Cioè non ho capito, se voglio la pace non ho certo comprare armi, fin adesso, ma cosa si cambia? Cosa c'è che si cambia negli ultimi 10 giorni che siamo arrivati a pensare a comprare armi? Già che ne abbiamo da, schei per armi, altri, mi pare, no? E dove si andati schei? Sì, però eravamo sui migranti. Va bene, allora no, è un punto chiudiamo questa parte. Chiudiamo la parte dei migranti ora. Il problema dei migranti, il migrante comincia a essere considerato come una miniera di voti intesa come qui che ha molto con i migranti, un preconcetto, qui invece noi proprio i fa di tutto però alla fine il direttore, cioè mi pare che il migrante sia quasi esclusivamente come merce nel scambio, è una merce adesso, perché non c'è più senso di me, so che i governi in Albania, mi pare in Albania gli ha fatto costruire schei che dopo saranno anche nostri, penso in parte, no? Non è tutto fermo? Cioè cosa che hai fatto? Allora, prima di fare qualcosa, prima di impiantare la vanga per terra, penso quanto dura sia a terra, perché se non piove da 2 anni, neanche non mi metto con la vanga a mano, perché prima che penso, invece qua no. Nel teatro Italia non si fa così, nel teatro si spende schei, si manda navi, dopo si fa tornare in Rio, dopo si rimanda, dopo ritorna in Rio, pare quasi un scherzo. Non dimentichiamo che oltre all'effetto economico, perché se schei spesi, la nave che va e viene, c'è gente che lavora, che c'è gente di là, gente di qua, che c'è organizzazioni, che c'è milioni di direttori che va via, che c'è tanti schei. Oltre a quello, mettiamoci anche nei panni dell'immigrato, cioè la persona che viene trattata veramente come un oggetto che viene portato qua ed è al mare, cioè veramente non riesco a capire su che paese, faccio fatica a dirlo, scusate, che siamo drio vivere, cioè che c'è il governo che c'è al potere, può cambiare ma è sempre compagno, cioè tutti perfettamente, considero tutti perfettamente uguali. Una volta ero più indirizzato magari verso la destra, verso la sinistra, per me adesso uno va e l'altro si dice dalle mie parti, no? Non c'è più senso di comunità, senso di lavorare e lavorare, no? Lavorare non vuol mica dire fare 30.000 euro al mese, lavorare, ma fare qualcosa per il bene di tutti i direttori, di tutti. Grazie. Giorgio Tronca di Prima
il Veneto. Giorgio Tronca, questo è un discorso che fa molta presa, no? Perché nel momento in cui nessuno vuole la guerra, si sta parlando di riarmo, 800 miliardi, chi dice, in teoria, chi dice, ma insomma no, non bisogna investire tutti questi soldi nelle armi, ma sulla sanità, sulle scuole, sulle strade, insomma, elettoralmente dovrebbe avere dei vantaggi. Cosa ne pensi? Allora, quando si parla di guerra, vorrei parlare anche in italiano, perché forse voglio che sia chiaro il discorso. Sì. Quando si parla di guerra, ho scoperto da poco, direttore, la premessa è che della guerra che viene fatta, noi, come ha mostrato i dati, conosciamo ben poco, anzi abbiamo pochi dati ufficiali che ci permettono di capire realmente cosa sta succedendo. Io voglio mettere in evidenza un fatto che mi è accaduto in questi giorni che mi fanno veramente male. Allora, io ho scoperto circa un mesetto fa, forse un po' di più, che mio padre è stato internato nella seconda guerra mondiale. Parliamo del 42, 45, 44. Beh, un mondo che mio padre si era sempre rifiutato di esprimere parere. Io l'ho perso che avevo 14 anni, 15 anni, ma non avevo mai parlato, ho scoperto neppure con i miei fratelli maggiori di questo, neanche con mia madre, perché io mi ricordo che poi mia madre è rimasta, ho provato a chiedermi, non aveva mai espresso questa situazione che lui ha vissuto e ha sempre tenuto in sordina questo. Adesso ho saputo, grazie al fatto di un'associazione della quale sono iscritto, che mi ha dato anche la possibilità di conoscere bene l'argomento, che continuo a scoprire e continuo ho avuto chiarezza di cosa ha vissuto mio padre. E questa chiarezza mi ha anche permesso di capire, direttore, perché mio padre si comportava in certi modi. Allora, sinteticamente, quello che voglio dire è: non dimentichiamo che le guerre le facciamo noi, ma non sappiamo chiaramente il motivo per cui vengono fatte, che nella maggior parte dei casi, per non dire sempre, sono i soldi. Allora noi rischiamo di mandare in guerra i nostri figli, i nostri parenti, i nostri fratelli, per una questione di soldi che non ci tocca direttamente. Noi siamo semplicemente degli esseri che vengono utilizzati come merce di scambio, e questo mi dà molto fastidio. Grazie per avermi dato la possibilità, anzi, direttore, io gradirei che una volta lei facesse intervenire in trasmissione qualcuno un segretario, qualcuno che spieghi bene questo argomento, che è quello degli internati della seconda guerra mondiale. Senz'altro. Grazie Tronca. Qui in studio Giorgio Tronca, prima il Veneto. Ciao a tutti, buonasera a Piazza Ferretto, sabato 15 dalle 16 ci sarà prima il Veneto, un gazebo.